E allora, amici appassionati di grande futsal, è un grande IP purrà quello che urliamo qui dal Pala Calafiore di Reggio Calabria, perché le ragazze ce l'hanno fatta, hanno vinto la propria finalissima per 6 reti a 0 ai danni della Calabria. E quale occasione migliore di questa per intervistare il capitanissimo di questa formazione, ovviamente Adriana Chiara Dia, che abbiamo qui in nostra compagnia. Adriana, grazie per essere qui con noi per l'appunto. Che emozioni sono da descrivere per l'appunto al termine di questa finalissima? Immagino che ovviamente il tripudio prevalga su tutto. Assolutamente sì, è un'emozione fantastica, è stata veramente da batticuore alzare la coppa, è bellissimo, abbiamo creato un gruppo bellissimo, un'intesa fantastica e la vittoria è stata il coronamento di questo gruppo. Quarto successo per la formazione femminile in questa manifestazione, secondo consecutivo. Te eri presente ovviamente anche l'anno scorso nella vittoria ottenuta a Verona. Dare continuità ovviamente immagino che sia una soddisfazione ancora maggiore. Assolutamente sì, vincere una volta è bellissimo, vincere la seconda volta e confermarsi è ancora più bello, un'emozione fantastica. Senti, ottenere questo numero di vittorie e soprattutto questi risultati direi roboanti, insomma il 3-1 di ieri che poteva essere ancora più tondo, il 6-0 di quest'oggi, insomma ci vuole un segreto notevole per ottenere questo tipo di risultati. Qual è il segreto di questa squadra? Il gruppo è stato tutto, siamo partite che eravamo sconnesse perché arriviamo tutta la squadra diversa giustamente, però poi siamo cresciute man mano conquistando sempre vittorie, mai sconfitte, e questo è stato il successo più grande, si è dimostrata la squadra che siamo. Bene, ringraziamo Adriana Chiara Dia per essere stata in nostra compagnia, proseguiamo adesso con le interviste. Siamo adesso in compagnia di Beatrice Primolan, che ha sbloccato la partita odierna con il gol dell'1-0 in apertura di ripresa. Beatrice, innanzitutto tanti complimenti a te e a tutto il team. Che soddisfazione è stata quest'oggi il gol, il tuo quarto in questa competizione che appunto ha sbloccato la finalissima? Tanta roba, sono le uniche due parole che mi vengono da dire. Sono una ragazza che segna poco, di solito preferisco fare sempre gli assist, è una cosa che non sento mia fare gol, però da quando sono arrivata in Calabria a quanto pare ho il piede caldo. Sono molto felice di aver sbloccato il match, non me l'aspettavo, ma soprattutto sono contenta che la mia squadra poi abbia fatto altri 5 gol. Abbiamo appunto descritto e soprattutto hai descritto il tuo ruolo più congeniale agli assist man, insomma te di ruolo fai ovviamente il centrale, ma in questa competizione hai avuto davvero il piede piuttosto caldo, e a tal proposito ti chiederei un commento in generale, un recap per quanto riguarda la tua esperienza calabrese, che ovviamente non può che essere memorabile. Certo, allora io arrivo dall'anno scorso dal torneo delle regioni a Verona, abbiamo vinto, e quest'anno non pensavo sinceramente che ci ripetessimo, si dice così? Sì. Non si può se il verbo era giusto, quindi sono arrivata in Calabria con la consapevolezza della mia squadra, che sapevo quello che poteva dare, e partita dopo partita siamo riusciti a tirar fuori il nostro gioco, siamo cresciute sul gioco e anche come spirito di squadra, ed è quello che ha fatto la differenza in ogni partita fino a quella di oggi. Bene, ringraziamo Beatrice Primolan per essere stata in nostra compagnia, ancora tanti complimenti a lei e a tutto il team. Proseguiamo con le interviste. Siamo adesso in compagnia di Cristina Garcia, che ha seguito fedelmente e a tutto tondo direi l'esperienza delle sue compagne. Cristina, innanzitutto grazie per essere qui in nostra compagnia. Tu purtroppo non sei potuta esserci attivamente, almeno per quanto riguarda il campo, ovviamente per quanto riguarda il tuo infortunio, ma sei stata anche premiata ad inizio torneo con la bandiera omaggio che ti è stata consegnata ancora a Marghera prima di partire. Che emozione è stata comunque questa esperienza, questa cavalcata? Ciao a tutti, innanzitutto volevo ringraziare il presidente e Michele, è un onore per me essere qui e li ringrazio davvero per questo gesto e anche per avermi dato la possibilità di venire ed accompagnare le ragazze. Questa esperienza la volevo fare da tantissimi anni, finalmente ci sono riuscita e l'abbiamo chiusa nel migliore dei modi ed è una soddisfazione incredibile. Hai collaborato attivamente insieme anche alla qui presente Agata, che ti abbraccia, ed è un momento davvero da sottolineare, da ricordare, e insomma insieme alla stessa Agata hai potuto collaborare affinché questa squadra ottenesse il massimo. Sei stata davvero uno dei punti focali di questo gruppo. Che emozione è stata comunque guidare non sul campo ma comunque con un ruolo da protagonista questa squadra in questi 8 giorni? Per me il gruppo in una squadra è un elemento fondamentale e sono sempre stata una promotrice da questo punto di vista, quindi abbiamo costruito un gruppo bellissimo dall'inizio alla fine del percorso e sapevamo che oggi unendoci così tanto avremmo portato a casa il risultato, quindi
avanti per il grandissimo lavoro che abbiamo fatto in questi mesi, perché la vittoria non è soltanto oggi ma in tutti questi mesi di preparazione. Quindi... Bene, ringraziamo ovviamente Cristina Garcia e andiamo avanti con le interviste, amici.